La quartultima di campionato è la giornata più importante dell'anno in prima categoria D. Il Daneri di Caperana è infatti teatro della super sfida fra Valdaveto, maglia nero-verde, e Levi, completo bianco-rosso-blu, la prima contro la seconda. Se i 5 punti di vantaggio in classifica che ha la Valdaveto diventassero 8 con la partita di oggi, la squadra di Santo Stefano a 3 gare dalla fine sarebbe a un passo dalla matematica vittoria del girone con conseguente promozione. Una vittoria del Levi riaprirebbe invece la corsa al primo posto, rimettendo in carreggiata sia lo stesso Levi sia il vecchio Levanto. Più Levi che Valdaveto nei primi minuti. La prima occasione concreta arriva al 12° dal sinistro di Rei, che su calcio di punizione centra in pieno la traversa a Bassi battuto. Ma è un fuoco di paglia perché al 17° dall'altra parte del campo Robbiano disegna un sinistro imprendibile che si insacca alle spalle di Carniglia e manda il Valdaveto in vantaggio. Sono 2 i centri stagionali per il numero 3. I padroni di casa crescono dopo il gol segnato, ci riprova Asimi su punizione e controlla in 2 tempi Carniglia. La prima timida reazione del Levi arriva alla mezz'ora quando il cross di Grippo raggiunge per prima la testa di Novani, che la sfiora quanto basta per togliere precisione al successivo colpo di testa di Massaro, che si perde fuori di 1 metro. Ben più agevole l'occasione per il vice capocannoniere Massaro qualche istante più tardi, quando viene servito tutto solo in aria ma non trova né la forza né la precisione per far paura a Bassi. Al 40° ancora Rei su calcio da fermo, tentativo stavolta telefonato, risponde senza problemi Bassi. Nel finale di tempo Levi ha una chance più nitida per andare a riposo sull'1-1, ma Grippo vanifica l'ottimo traversone di Ghirlanda aprendo troppo il piatto destro e calciando alto. Valdaveto dunque in vantaggio all'intervallo e che allunga l'inviolabilità della propria porta a ben 628 minuti. La ripresa filmata e montata da Enrico Figus si apre con un'occasionissima per Tuccio che va via 2 difensori prima di essere fermato dall'uscita non elegante ma risolutiva di Carniglia. Al 50° Levi vicino al pari, cross profondo di Rei, Santos buca davanti a Robbiano e fallisce da 2 passi il colpo di testa vincente. Il pareggio già ampiamente legittimato arriva 10 minuti più tardi quando Ghirlanda alza un pallone per Grippo che al volo lo infila nell'angolo più lontano. L'1-1 dà forza agli ospiti e ai loro caldi tifosi. Sulla botta da fuori del nuovo entrato Monteverde, Bassi deve allungarsi per deviare la sfera sopra la traversa. La capolista però vuole la 7ª vittoria di fila e al 72° rimette la testa avanti. Asimi riceve spalle alla porta in aria e aggira De Merciari che lo aggancia. L'arbitro Lingamorti non ha dubbi e indica il dischetto fra le proteste dei giocatori del Levi. Rigore di cui si incarica lo stesso Asimi che spiazza Carniglia per il 2-1. Sono 8 i timbri stagionali per Asimi. Neroverdi che provano a chiuderla poco più tardi con il destro di Asimi diretto all'incrocio smanacciato in calcio d'angolo da Carniglia. All'85° Levi ancora un'ultima occasione per pareggiare. Grippo crossa per Rovegno che non riesce ad angolare il colpo di testa di facile lettura per Bassi. Il Levi tenta il tutto per tutto nel finale ma subisce al 93° il contropiede micidiale avviato da Sambuceti e finalizzato da Previtali che fissa il finale sul 3-1, risultato che penalizza davvero eccessivamente un volenteroso Levi e che dà la 7ª vittoria consecutiva ai ragazzi di Perego. Il Levi ha creato di più ma non è riuscito a fermare una Valdaveto più cinica in zona gol e ora davvero a un passo da una storica promozione.